Come una mano nera che riordina i criteri alla base della nostra quotidiana definizione di ciò che è vicino e lontano, la prossemica evocata dall'espansione del virus e dalla lotta per circoscriverla inciderà sui nostri comportamenti nuove sembianze. Non c'è mai stato così tanto spazio tra individuo e individuo come in questi giorni. E per converso, il bisogno di prossimità, che qualifica il carattere sociale dell'essere umano, ci farà stringere maggiormente i contatti. Esaspererà ancora di più il lato già esasperante della interattività telematica, come se i due fenomeni fossero l'uno il rovescio dell'altro, le due facce della stessa medaglia. Qualcuno ha notato il destino semantico del termine virale, che nel linguaggio dei social network ha un'accezione prevalentemente positiva, mentre adesso, riportato alla sua nozione elementare, perimetra il paesaggio di un incubo, cura e veleno, come nella parola greca pharmakon. Buongiorno a tutti, ben ritrovati nel nostro canale YouTube della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano. Come da qualche mese a questa parte stiamo organizzando delle presentazioni di libri e delle conferenze su questo canale per mantenere il contatto vivo con il nostro pubblico e soprattutto promuovere la lettura. L'ospite di oggi sarà Gabriele Di Luca, un filosofo, docente, editorialista che vive da 20 anni a Bolzano ed è originario di Livorno. In questi 20 anni Gabriele Di Luca ha narrato e continua a narrare, a indagare e anche ad evidenziare quelli che sono gli aspetti belli di questo nostro grande territorio, ma anche gli aspetti più intriganti. In questa occasione, però, con la pubblicazione del libro E alla fine uscimmo a rivedere la gente, sottotitolato Diario di una reclusione forzata, Gabriele Di Luca, insieme alla casa editrice Alfabeta, per cui appunto ha pubblicato questo volume, ha fatto un salto in più. Ha raccontato questo periodo di costrizione, di chiusura, di fermo, di blocco, come possiamo definirlo, determinato appunto dall'emergenza del Covid. Un'esperienza singolare che ha accomunato miliardi di persone ad ogni parallelo e ad ogni latitudine. Un'esperienza singolare che rimarrà e farà storia, e anche questo libro contribuirà in questo senso a documentare questa grande esperienza umanitaria. Infatti, in questa occasione, tutti noi ci siamo trovati a confrontarci con l'oggi, con il presente, cioè con una condizione temporale che forse non abbiamo mai fino in fondo preso in considerazione per vari motivi. Probabilmente non appartiene neanche alla nostra cultura occidentale, quello di soffermarsi sul presente, abituati come siamo a tornare indietro, a rimangare il passato, a ricordare e soprattutto a proiettarci nel futuro, in questa attesa spasmodica che le cose avvengano. Invece il presente è molto più difficile da analizzare, da vivere consapevolmente. Gabriele Di Luca ha scritto appunto questo diario, un diario colmo di riflessioni, dove traspare chiaramente la sua preparazione, la sua inclinazione e attitudine filosofica, che si segue molto piacevolmente nelle righe di questo libro, e anche con queste assonanze fonetiche, queste riflessioni tra le parole virali, ma soprattutto con altre indicazioni che non voglio svelarvi, traspare sicuramente anche una grande attitudine all'ironia. Con questo vi saluto e vi lascio subito in compagnia del nostro ospite, ricordandovi che la biblioteca pubblicherà altre conferenze, come ha già fatto precedentemente a questa di Gabriele Di Luca. La biblioteca è aperta al pubblico, possiamo prestare libri e soprattutto vogliamo mantenere un contatto con voi e promuovere continuamente la lettura. Vi ringrazio e un caro saluto a tutti. Buongiorno o buonasera, dipende da come, da quando guarderete questo video. Io ho il compito oggi di parlarvi brevemente di questo libro che ho scritto e pubblicato di recente per le edizioni Alfabeta Verlag, che si intitola E quindi uscimmo a rivedere la gente, diario dalla grande reclusione.
cercherò di illustrare questo testo innanzitutto descrivendovi brevemente la Genesi, poi abbozzando, disegnando quella che potrei chiamare la linea filosofica che lo attraversa, e per finire dirò qualcosa su un personaggio che abita questo libro e che in qualche modo ne tira, lo tira avanti fino alla conclusione, illuminandolo retrospettivamente. La genesi di questo libro. Allora, questo libro si chiama, come ho detto, e quindi uscimmo a rivedere la gente, Diario dalla grande reclusione. Perché diario? È un diario perché è stato scritto nei giorni del lockdown. Quindi praticamente ho iniziato a scriverlo quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la notte del 10 marzo annunciò che avremmo dovuto rimanere chiusi più o meno tutti in casa per un tempo che non era allora facilmente determinato, e io, come tanti altri, dunque, abbiamo avuto come tutti in realtà, abbiamo avuto il problema di riempire questo tempo svuotato. E come ho deciso io di riempire questo tempo svuotato? Ho deciso di riempire questo tempo svuotato scrivendo giorno per giorno una cronaca di quello che mi accadeva e ci accadeva. Questa cronaca si è sviluppata attraverso la stesura di un diario pubblico, scritto su Facebook, sulla nota piattaforma social. Ogni giorno, per 28 giorni consecutivi, io stendevo 10 punti, parlando di varie cose, prendendo spunti da varie situazioni, che potevano essere un testo, appunto un libro che mi stava d'intorno, che stavo leggendo, oppure una notizia di cronaca, oppure anche qualcosa che veniva pubblicato su Facebook da altri. E quindi in questo libro trovate letteralmente una varietà di testi, tutti attraversati da questo mio intento diaristico. Fin qui tutto bene, tutto normale. Apparentemente appunto si tratta di un diario, e chi lo legge ci ritroverà un po' il sentimento, il sentire di quei giorni. Poi però, dicevo, c'è anche una linea filosofica che lo attraversa, e questa linea filosofica è espressa da una frase di Ludwig Wittgenstein, che è costituisce anche l'epigrafe del libro, la prima epigrafe del libro, ce ne sono 3. E questa frase, per chi conosce il Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein, corrisponde alla prima proposizione, una proposizione numero 1, che è Die Welt ist alles, was der Fall ist. Vale a dire, tradotto, il mondo è ciò che accade, è tutto ciò che accade. Secondo Wittgenstein, l'accadere del mondo è descrivibile in un linguaggio referenziale, ovvero il linguaggio deve rispecchiare l'accadere del mondo. E lo potrà fare meglio, lo potrà fare peggio, ma questo è il suo compito. Quindi io stesso, scrivendo, mi sono, adeguato a questo incipit wittgensteiniano e ho cercato di rispecchiare l'accadere del mondo. Soltanto che io, a differenza del primo Wittgenstein, non ritenevo che questo accadere fosse formulabile con delle proposizioni atomiche che poi si legavano insieme in proposizioni molecolari, tutto il discorso che fa Wittgenstein, ma dovevo utilizzare una strategia descrittiva molto più morbida, anche molto più mossa per certi versi, e tutta questa strategia poi era minata da una presupposizione, ovvero che questa facoltà di rispecchiamento tra linguaggio e mondo non potesse essere affermata in modo così lineare. In realtà tra linguaggio e mondo c'è
una crepa, e anche l'accadere del mondo non è qualcosa di statico. Il mondo accade in realtà seguendo linee dinamiche che ne fanno variare la configurazione. E del resto il virus stesso, l'irrompere del virus nella nostra vita, era chiaramente un segno, un segnale che le cose non possono essere descritte appunto in modo lineare. C'è bisogno di corrispondere ad una cesura, ad una frattura, ad una crisi vera e propria. Ecco, quindi dal punto di vista filosofico possiamo dire che questo è anche un libro che, riflettendo sulla prima frase del Tractatus Logico Philosophicus, ne articola una visione critica. E la visione critica poi, non voglio svelare niente, arriverà a compiersi nella parte finale del libro con una modificazione decisiva di questa frase, che quindi subisce una torsione e da mera rappresentazione statica di un mondo statico diventa il tentativo di dinamizzare il linguaggio stesso e dunque corrispondere ad una percezione del mondo a sua volta più dinamica e direi evolutiva. Ora mi sono un po' adesso mosso su questa linea filosofica, è forse anche la prima volta che lo faccio, per aiutare evidentemente chi leggerà questo libro a trovarci uno dei possibili fili interpretativi. Non è ovviamente l'unico. Un altro dei fili interpretativi che si possono enucleare leggendo questo libro è quello della trasformazione del linguaggio, ancora una volta, dalla sua origine occasionale, appunto redatta attraverso Facebook, a quella che poi è stata la sua destinazione, cioè la composizione del testo in un libro vero e proprio. Come è stato possibile questo passaggio? Allora, questo passaggio è stato possibile, è quella la mia idea di fondo, è stato possibile ispessendo il linguaggio stesso, cioè prestando maggiore attenzione al modo con il quale io andavo via via componendo i miei pensieri. E quindi posso dire con discreta approssimazione alla verità che questo libro sia nato come diario e poi sia cresciuto come romanzo o come un proto-romanzo. Se l'operazione è riuscita, ovviamente non sta a me dirlo, starà ai lettori che spero si accosteranno a questa mia produzione, ma se il mio intento ha avuto successo, credo, vorrà dire che questo libro si è mosso al confine con due generi diversi, appunto quello diaristico e quello invece più propriamente romanzesco. Un'altra cosa che posso dire, che voglio dire appunto in conclusione di questa mia brevissima esposizione, è l'acquisire di sempre più importanza del personaggio di Augusto Nicotra. Chi è Augusto Nicotra? Banalmente è il mio alter ego, è una figura completamente inventata, creata dalla mia fantasia, che a un certo punto compare nel libro e comincia a interloquire con me, cioè con l'autore. È una specie di dialogo intramato dentro il procedere del libro e che acquista sempre più corpo, quindi questa figura acquista sempre più corpo a mano che il libro procede verso la fine. Nella mia idea di fondo, questo Augusto Nicotra è diventato anche poi a un certo punto il ricettacolo delle mie riflessioni vere e proprie, se vogliamo delle mie riflessioni filosofiche vere e proprie. E il suo destino personale, quindi il suo destino di personaggio, si compie
nel momento in cui lui acquista non solo sempre più corpo, come ho detto, non solo sempre più spessore narrativo, ma a lui viene affidata poi la vera soluzione, diciamo, della reclusione, cioè perché poi alla fine, mentre tutti noi eravamo sballottati, con grande incertezza tra ipotesi di evasione dalla nostra prigione domestica, non sapevamo appunto come si sarebbe configurato il passaggio alla fase 2, eccetera, tutte cose che chiaramente nella vita reale costituivano un problema. A livello invece di invenzione narrativa la cosa poteva mettersi su un binario più semplice, perché creando un personaggio, creando di fatto qualcosa di fittizio, io potevo affidare a lui una soluzione e uno scioglimento della trama in un certo senso più libero. Non vi dico come è andata a finire, anche se chiaramente il titolo già indica quello che poi vi si troverà contenuto, però vorrei che lo scoprissero i lettori. Aggiungo soltanto una cosa, una riflessione che ho fatto di recente, o meglio qualcuno mi ha suggerito di esplicitarla, proprio riflettendo sul verbo uscire. Chiaramente il calco dantesco è chiaro, e quindi uscimmo a rivedere la gente si appoggia chiaramente e quindi uscimmo a rivedere le stelle di Dante. Ma perché l'uso del passato remoto? Perché l'ambizione di questo testo non è soltanto quello di fotografare ciò che è accaduto in questi giorni di reclusione, e quindi di consegnare, per così dire, un'immagine chiusa e riferita esclusivamente a quel tempo, ma vorrebbe proiettarsi nel futuro, quindi proiettarsi nel futuro e destinare la lettura di queste pagine a chi tra un anno, 2, 5 vorrà capire quali sono state le sensazioni, quali sono state le esperienze che hanno reso così particolare il periodo che abbiamo vissuto. In un certo senso, appunto, è un libro scritto a futura memoria. Posso usare questa formula di Sciascia. Bene, direi che per introdurre questo testo ho detto più che a sufficienza, e non mi resta che augurarvi buona lettura con "E quindi uscimmo a riveder la gente alfabeta". L'avvocato Nicotra, nome di fantasia, ho sempre sognato di utilizzare questo nome, chissà perché, si aggira ormai da settimane nelle solite stanze ingombre di carte. Non si lamenta più, non guarda più neppure fuori dalla finestra. Tutto sommato, pensa, questo isolamento non è male, ci si abitua a tutto. Sbriga la corrispondenza, accende il bollitore, ha voglia di un tè. Versa l'acqua calda nella tazza, immerge la bustina e osserva il liquido colorarsi lentamente di rosso cupo. Poi torna a occuparsi del caso al quale sta lavorando. È talmente assorto che si scorda di bere. Il tè adesso è di colore uniforme, ma freddo. Dopo un'ora l'avvocato nota la tazza piena, ma non ne ha più voglia. Lo berrà domani. Alla radio passano una vecchia canzone di Lucio Battisti. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te.